Vi devo dire che è una bella e grande emozione perché torno su questo palco dopo tanti anni. Noi per veramente tantissimo tempo qua abbiamo proprio fatto il saggio di fine anno fino circa al 2008-2009, per cui è bellissimo che ci sia nuovamente questo spazio che è stupendo, è una cornice fantastica. Io devo ringraziare tantissimo la cooperativa Tedaka che ci ha invitato, che ci ha voluto qua con loro a rappresentare la danza orientale in questo festival. Grazie, ne sono onorata. E grazie a tutti voi che oggi siete venuti questa sera a sostenere le ragazze che sono in scena. Noi siamo in formazione ridotta perché ovviamente è estate e quindi molte sono già andate in vacanza, per cui siamo la metà di quelle che eravamo al Teatro Ragazzi per il saggio di fine anno. Però le ragazze si sono impegnate tantissimo nel rimontare praticamente da capo lo spettacolo. Vedrete diversi quadri che passano dalla danza orientale classica al baladi, al live music col grande maestro Tarek Awadal e il suo ensemble, e poi sono molto felice di avere qua con me l'insegnante del centro Asisa Chiara Sangiovese con Valentina e il gruppo di Tribal, per cui godetevi questo spettacolo. Cominciamo con un primo brano di Contaminazione, una debca orientale col gruppo di formazione 1, il gruppo di base del centro Asisa.